La bomboniera sicula, oggetto la cui funzione teorica consiste nel rendere memorabile un lieto evento, mentre la funzione pratica rimane ancora un mistero per gli invitati che la ricevono e cercano invano di dimenticare l'orribile visione scaturita da tale gingillo, andando ad alimentare i loro incubi notturni, nonché i cassonetti della nettezza urbana. Se ne annoverano di vari tipi. La bomboniera esotica, per la coppia sicula che non riesce a rinunciare all'oggetto che richiama le atmosfere di altri paesi, come per esempio la gondola veneziana o il vaso cinese della dinastia dei Minchi. Probabilmente per compensare il fatto che la luna di miele la faranno a carrapipi. La bomboniera psichedelica, gingillo in vetro finto di Murano o in cristallo finto di Swarovski, per la coppia che vuole rendere memorabile l'evento non solo ai propri invitati, ma anche agli abitanti di altri pianeti, perché se malauguratamente questo viene colpito da fonte luminosa, riflette dei lunghi raggi visibili dal satellite. La bomboniera storica, in genere a tema romano-ellenico, mezzi busti di senatori romani, colonne di tempi greci in rovina e anfore in terracotta, per la coppia amante della cultura fascista. La bomboniera diabetica. In genere tale oggetto è talmente melenso da far sentire il bisogno di un'iniezione di insulina anche per chi ha la pressione di una formica. Di color rosa pastello, con i fiocchi di tutte le dimensioni e forme, cuoricini di tutte le dimensioni e forme, riesce a far cadere per terra gli zebedei di tutte le dimensioni e forme. La bomboniera zoofila. Cani e gatti, piccioni e delfini, che dovrebbero abbracciarsi tra loro, ma in realtà sembra che si stiano accoppiando, facendo sentire l'invitato un po' in imbarazzo. La bomboniera geriatrica, centrini in merletto di tutte le forme e di tutte le dimensioni. Per crearli sono stati sfruttate migliaia di manine raggrinzite di nonne. La bomboniera religiosa, angeli e santi in argento, la cui espressione metallica richiama la maschera maligna del dottor Destino, per le coppie che vogliono che il ricordo del loro evento sia inquietante. La bomboniera illusionista, ovvero la bomboniera così orribile che non riesce a raggiungere le abitazioni degli invitati una volta lasciato il ricevimento, ma sparisce magicamente in prossimità di un cassonetto e nessuno si ricorda di averla mai ricevuta.